buonasera del Ragno del Corte. Con noi questa sera in redazione lo scrittore e l'esperto di lingua sarda Ivo Murgia. Ciao Ivo, benvenuto. Ciao, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Da più di 15 anni lavori con la lingua sarda in ogni dimensione della società, dalle università e gli enti locali fino ad arrivare agli organi di formazione. Che valutazione puoi dare dell'attenzione per la lingua sarda della regione autonoma della Sardegna e dello Stato italiano? Ma la mia valutazione da operatore, come dici tu, insomma, quasi 20 anni che lavoro nel campo della lingua sarda, l'attenzione delle istituzioni è pressoché minimo, nullo, bassissimo comunque. Sì, esiste qualche strumento legale, ma di fatto sono svuotate di qualsiasi strumento, in particolare di soldi, detto insomma brutalmente. Quindi in pratica rimangono delle lettere morte, molto belle nei principi, ma alla fine di scarsissima utilità. Sarebbero utili altri strumenti legislativi se ci fosse la volontà politica sia italiana che sarda, cosa che latita clamorosamente. Infatti le sorti della lingua sarda si reggono soprattutto sul volontariato, cioè nel senso che ogni iniziativa e ogni intervento che riesca o meno si basa sulla buona volontà del singolo, che molto spesso, non dico che ci rimette, ma di sicuro non ci si arricchisce. E mi ci metto pure io in mezzo perché, ripeto, in quasi 20 anni molte cose le ho fatte solo per la causa e a malapena ce l'ho fatta a campare di progetti culturali. Ritengo però che a questo punto sia molto saggio e molto utile non aspettarsi un bel niente dalle istituzioni sia sarde che italiane e continuare a farle noi le cose dal basso, perché la gente le vuole fare e ha interesse a farle. Infatti io per esempio ora in autunno l'associazione MET, che è un'associazione culturale che lavora in un quartiere periferico di Cagliari come Smirriones, mi ha chiesto di fare un corso di sardo e io lo farò. Non aspetto certo che mi chiami la regione o che qualcuno in regione si attivi per fare i corsi di sardo. Se c'è una domanda della popolazione per fare i corsi di sardo, dal basso, come dicevo, si fanno e questo, ripeto, ritengo sia l'unica possibilità di salvare la lingua sarda, ammesso e non concesso che ci interessi salvarla. Se pensiamo di poter andare avanti con la lingua di qualcun altro, per me va bene, se i sardi la pensano così. Se invece dobbiamo salvarla, questo è il modo giusto di muoversi dal basso. Hai scritto in vari giornali e pubblicato una dozzina di volumi in italiano e in sardo. I giornali e le case editrici sono sensibili al tema della lingua sarda? No, in nessun modo. Ci sono 2 giornali mainstream in Sardegna, La Nuova e l'Unione Sarda, che pubblicano da centinaia di anni rigorosamente e strettamente in italiano, non pubblicano mai una riga in sardo. Non esiste una televisione completamente in sardo, tutte quelle private, anche sardo, sono rigorosamente e strettamente in italiano da sempre. Non esistono nessun'altra istituzione di comunicazione che sia integralmente in sardo, quindi bisogna dedurre brutalmente che non c'è nessun interesse a fare delle pubblicazioni in sardo. Esistono però anche in questo caso fenomeni di microeditoria o web radio, web tv, comunque fenomeni sempre micro nell'ambito della comunicazione che si muovono autonomamente, privatamente, mettendoci anche in questo caso soldi di tasca perché lo vogliono veramente fare, per la causa, come si direbbe, e questo, mi ripeto ancora una volta, sono l'ancora di salvezza della lingua sarda. Dai media istituzionali o comunque quelli anche privati, ma comunque di, diciamo così, mainstream, di grande gettata, come vogliamo chiamarli, non arriva niente sul versante lingua sarda. Saranno i piccoli editori e i piccoli produttori a fare qualcosa solo se la vogliono fare. I tuoi ultimi lavori si intitolano Il club degli intelligenti e Distopicalitico, editi dal Cenacolo di Ares. Parlaci di questi 2 libri. Sì, questo è un altro versante della mia vita, perché io, nonostante abbia solo 44 anni, ho già vissuto molte vite e in questa ultima vita recente ho pubblicato anche diverse cose in italiano, oltre a interessarmi di lingua sarda, tra le quali questi 2 romanzi, che sono 2 ultimi romanzi usciti per il Cenacolo di Ares, che è una piccola casa editrice
che poi all'Attere mi ha anche chiesto di entrare nella direzione editoriale, quindi do una mano anche nella gestione e nelle scelte di questa casa editrice. Comunque, come autore ho pubblicato 2 romanzi. Il primo si chiama, come dicevi tu, Il Club degli Intelligenti, è un libro che parla di mediocrità e di come la mediocrità sia arrivata al potere e a tutta velocità ci stia conducendo verso il baratro. Il tutto però è trattato in maniera molto ironica e divertente, affidando la narrazione a un soggetto che si chiama Socrates, che è un filosofo che ha teorizzato appunto questa teoria della mediocrità, ma che non riesce comunque manco lui a camparci, comunque a imporre la sua teoria alla comunità filosofica internazionale. E allora per tirare a campare decide di vendere il suo corpo e questo lo porterà in una serie di rocambolesche avventure tragicomiche o eroticomiche che faranno da contorno a questa narrazione sulla nuova mediocrazia, come la chiamano. L'altro libro che ricordavi, Distopicalittico, non è uno scioglilingua ma l'unione di 2 parole, apocalittico, che sapete cosa vuol dire, e distopico, che è il contrario di utopico. Parla infatti di una società futura dove tutto è andato male. La società utopica è una società ideale dove tutto funziona alla perfezione, invece quella distopica è tutto è andato male in ragione soprattutto delle porcherie che combiniamo nel presente e di tutto il male che facciamo. Quindi questa ambientazione è un'ambientazione un po' fantascientifica come cornice, anche se non è un libro strettamente di fantascienza, però è ambientata in un futuro neanche molto lontano, circa 100 anni, dove il mondo sarà un cumulo di immondizie e gli esseri umani non hanno più nessun rapporto o contatto neanche fisico tra di loro. Infatti il protagonista, che si chiama Terenzio, si renderà conto a un certo punto della sua vita di non aver mai avuto nessun contatto umano di nessun tipo, neanche una stretta d'umano con qualcuno, con un suo simile. Quindi deciderà di staccarsi dalla realtà virtuale, perché ormai gli esseri umani vivono tutti attaccati alla realtà virtuale, e andare a cercare in questo cumulo di immondizie che è ridotto il mondo qualche suo simile per cercare di recuperare, di salvare il salvabile e avere qualche contatto umano. Quindi si parla molto di relazioni umane, rapporti umani, anche qui usando l'arma dell'ironia per non appesantire la trattazione, però il tema insomma è molto pregno. Grazie Ivo Mugia per esserci venuto a trovare in redazione. Salutiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e vi diamo appuntamento venerdì prossimo con un nuovo ospite speciale. Grazie a voi, Asibili. Asibili Viringius.